Tour. Fine. Allora continuo a parlare, se no ho paura che si spenga il megafono. Vai, adesso mi sa che va. Allora, siamo qui in Campo San Geremia, domani alle 2 ci sarà il comizio di Forza Nuova qui a Venezia e non è un luogo casuale, qui siamo veramente a pochi metri dal ghetto di Venezia, quindi è stato un luogo anche simbolico quello che è stato scelto. La prefettura ha dato il via libera a questo tipo di manifestazione che dal mio punto di vista è una manifestazione completamente fuori legge, perché stiamo parlando di un partito che porta avanti dei valori che sono contrari a quelli portati avanti dalla nostra Costituzione. La città ha scelto di rispondere e saremo pochi metri più avanti, alla fine di Strada Nuova, davanti alla stazione per un controcorteo che vorrei che fosse il più ampio e il più partecipato possibile. Quindi è un'esortazione a raccontare questa cosa anche a chi incontriamo questa sera, a raccontare i veri veneziani che esiste una storia di Venezia che non va dimenticata, che è quella delle pietre d'inciampo che sono state sradicate. È stata sradicata una memoria in questa città, la prima città in cui c'è stato un ghetto, e non è un caso. E questa manifestazione all'inizio la prefettura non l'aveva voluta, la nostra contromanifestazione, è stata liberi uguali a mettere il proprio simbolo e la propria disponibilità perché ci fosse, e perché ci fosse la possibilità in un momento in cui la democrazia viene meno, perché domani in questo campo la democrazia verrà meno, di dare una risposta democratica a quanto sta succedendo. Bravo.